Governatore Fedriga, passaggio di consegne da ESOF 2018 a ESOF 2020 verso Trieste. Lei ha segnalato l'importanza anche di coinvolgere la città, non solo il mondo della scienza. Sì, non deve essere un qualcosa di autoreferenziale, sicuramente eventi importanti, convegni importanti di alto profilo scientifico sono utili, ma deve essere qualcosa che coinvolge i cittadini e rende la città protagonista, la regione protagonista. Su questo lavoreremo ovviamente, sperando che possa essere utile anche ESOF 2020, non soltanto a garantire a Trieste e al Friuli Venezia Giulia una posizione ancora più privilegiata dal punto di vista scientifico a livello internazionale, ma che possa contribuire anche a livello internazionale a sancire quei principi della scienza, di libertà per la scienza, che è il motto di ESOF, ma anche di etica per la scienza, perché non esiste libertà se non c'è la etica, altrimenti si trasforma in anarchia. Sindaco di Piazza, con ESOF 2020 una grande opportunità per la città di Trieste. Quali ricadute si aspetta? Beh, innanzitutto ci siamo chiusi tutti attorno a un bellissimo progetto che è quello di ESOF 2020 e questo è già molto importante. Stiamo lavorando sul Porto Vecchio, che è la grande opportunità per Trieste, per cui, come dicevo in conferenza stampa, questo è il fiore all'occhiello, ESOF è il fiore all'occhiello. Dobbiamo correre perché dobbiamo essere pronti per il 2020, ma sono convinto che ce la faremo. C'è una convergenza di intenti tra tutti i soggetti coinvolti. È incredibile, sì, mai come in questo momento fra il Porto Vecchio, fra il Porto Nuovo, fra ESO 2020. La città è molto unita, questo mi fa molto piacere ed è quando dico momento magico è proprio questo, che siamo tutti uniti sugli obiettivi.